Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo del nonno della Genesa perché chiaramente ho fatto un video ultimamente che parlava della Genesa e molte persone in PVT mi hanno contattato per avere dei consigli e per avere delle delucidazioni, no? Alcuni poi mi hanno parlato di altri prodotti che effettivamente non conosco, bisognerebbe testarli col pendolino. Ma prima di fare questo, vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social dove ultimamente il Marietto Veneziano alle 11 di mattina promuove le sibille interattive gratuite nel gruppo di The Garda Marietto Veneziano e anche negli altri gruppi tipo quello di Paola Chiarilli che ci dà la possibilità di condividere questa esperienza. In più i link sono sotto qui in descrizione, in più vi invito anche a iscrivervi al canale di Hildegard e Maria Treviziano e Milas che è su Telegram. In più vi dico che abbiamo un sito capitano.altervista.org dove sono stati già scaricati 150.000 ebook di ragionica e radiestesia fatti dal vostro Marietto Veneziano il Marietto Veneziano 150.000 ebook sono stati scaricati. Il Marietto Veneziano ha donato all'umanità circa 2 milioni di circuiti quadranti radionici, quadranti radiostesici e circuiti radionici. Sono tutti gratis con tanto di istruzioni. In più abbiamo una sezione e-shop dove la gente, se vuole, può acquistare servizi e prodotti professionali di legare al vostro Marietto Veneziano. Bene, parliamo un po' del nonno della Genesa, perché non tutti sanno che la Genesa è una struttura, una macchina vibrazionale, un prodotto creato dall'uomo. Ma il Padre Eterno, la Keter, il Genitore Eterno, chiamatelo poi come volete, è un po' più vecchio e quindi ha pensato di alleviarci le nostre fatiche creando una genesa, cioè praticamente ha creato il nonno, bisnonno e trisnonno, che è la conchiglia. Allora, se la genesa ha dei limiti per il semplice fatto che continua a buttare energia, come già spiegato, e quindi bisogna sempre chiedere al pendolino quanto tempo deve stare un testimone dentro la genesa, perché se voi volete cuocere una persona, bastate che lasciate 2 mesi dentro il testimone di quella persona e la cuocete a livello vibrazionale. Questo l'ho già spiegato in un'altra pillola, per quale motivo. E quindi quando si usa genesa non bisogna mai mischiare 3-4 nomi per il semplice fatto che ci sono le informazioni vibrazionali di 3-4 persone che magari non sapete che è un stinco di santo e capite che fate una macedonia. Ma c'è un nonno, che è la conchiglia, che invece ha delle vibrazioni positive e praticamente è la macchina vibrazionale più potente al mondo, benefica. Il vostro maledetto veneziano ha visto a 5-6 anni la potenza che emana una conchiglia e pensavo che fosse un sogno. Quindi a tutte quelle persone che usano la Genesa dico fate bene, chiaramente con i dovuti proporzioni, dovete sempre chiedere al pendolino quanto tempo dovete lasciarlo dentro, perché vi ho già spiegato in un'altra pillola che più tempo lasciate dentro, se avete bovis bassi vi potrebbe teoricamente cuocere il campo di... Invece la conchiglia no, proprio perché il Padre Eterno ci ha messo 1 milione di anni per poterla creare. E quindi ci ha messo un po' di tempo, non è un costrutto da New Age, da ultima frontiera, tipo vogliamoci tutti bene, angeli colorati, salto da quantico, quinta dimensione, quelle cosettine lì. È una cosa piuttosto datata, antica, che ha qualità. Chiaramente bisogna comprarle, chi non le ha non è che le può fabbricare da solo. No? Però se voi mettete dentro il vostro intento e le vostre paroline e usate alcuni circuiti radionici, praticamente lì potete lasciarla fin quando non arriva un nuovo universo, perché praticamente la conchiglia è una macchina vibrazionale eccezionale. Così mi diceva il capitano degli Alpini di Torino e così confermo anche io. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao.